applauso perché questa serata io questo momento la volevo dedicare ad una mia collega. Issa non la fotte nuda, però la dedico. La conosco da quando era bambina, zia Natalina. Natalì, il nome sono Natalì. Millo. Lei me l'ha detto, mi ha raccontato la figlia, siccome oggi è San Giovanni, lei ogni anno, signora, lei di qua? E questa faccia, che è successo? Quanti anni siete insieme? 50. Vabbè, non è ora di lasciarsi. 50. Ah? Lui, come vi siete incontrati? No, la signora Bonsai è sempre in giro. Una creatura, sì, sempre mangiando dolci. Giù e sul diabete 1, 2, 6, 3, 7, 3, 3. È tremenda, Mosele tua. Il marito se ne vuole andare. Sempre mi chiama da Santo de Manzano, io ho messo i cuori, che non fate sacrascia. Zia Natalina è l'unica, se voi la guardate, che non ride, non è come voi. Tu vuoi fare questa battuta più bella del suo mondo e io da mai da culo. Manco Toro Seduto dei Comanci aveva questa saggezza e quindi dammi un altro CD. Anzi, restituitemi quello di bello. No, prima che mi dimentico, questo è un regalo a zia Natalina, tocca a Natalina. Tutto sull'ultimo di me, non si mandica a me. Allora, guardate questa serata, questa piazzetta, no? Questa strada statale 134. Questa è una strada statale. Guardate, il comitato ha detto, ma bloccano il traffico? E il presidente mandava, no, date uno che va a più. Cosa fare? Non che va a Sagnuse. Adesso verso mezzanotte anche i turisti, queste signore, ma dell'Irlanda siete voi? Yuhu, alla sai sadazza. Allora, di questi signori seduti a bordo, pensa si bevalla da. Ehi, Ese. Ah, ce n'è gente da cremare. Ma io bevo la pollata, voi mettetemi, guarda questi intelligenti sotto le banderine. Almeno è leggero, no, a parte gli scherzi, non sto. Ma è sensico venuto, Madonna, non è per 8, ma. Io la conosco quando era piccolina. Ma mi ha preso di mira. Comunque, no, ti ho messo. Allora, intanto ringrazio il comitato. Guarda, con Gesù Cristo io mi sono avvicinato, ho visto da là mia moglie che stava parlando e adesso voglio andare a intervistarlo con Gino Paoli. Tanto Gini che è Lugano, io capisco che il cielo è in una stanza e che mia moglie è senza fine, ma tu che la sai tu, è come preciso a Gino Paoli, quando si emoziona diventa una pomata. Ecco, 2-7? Zaramonte, Chiaramonti, che era il paese originario non nominale là. A Chiaramonti è nata Heidi. Come faceva? Vediamo se lo faccio. Heidi. Aspetta un attimino. Io ho fatto Heidi e lei si è fatto il suo nido è sui monti. Non una gorrionca. Signore. Abbracciare. Vai. E tuo marito è in pensione, come ne sono pensato? Una volta che abbassa non che mica più. Di dov'è? Messina, oggi. Quello l'abbiamo fatto noi, lo stretto di Messina, di Orcoso. Quante cose noi siciliani, noi sardi, applauso. Applaudire per venire di Pizzelle Zizzola. Allora, lascialo libero, lascialo libero. Oggi è passata una signora verso le 6:30, si è avvicinata ieri lì e fa: oh, ma poi lei è cosa? Solero? No, Solero è un ghiaccione, di te è Solero. E suo marito ha fatto: non mi dica che sei Oleandro è giù la pianta.
insomma, do manifesto, insomma. Ma in 40 anni che faccio questo mestiere, un'altra signora, Isa manai Sara più manichini, c'è denaro pago de cazzata. Ehi, e suo marito l'ha fatto, però a Isa mi la pagano. Allora cosa sono andata a sé? E non mi dormo. No, Isa non l'ha fatto, vai, infatti dare il CD. Io sono convinto che lei sono subito Berlusconi, no? Che mio padre era ferroviere, guardate, ci chiamo casa cantoniera, ve lo ricordo, era il 1962, lo dico a queste mie amiche di Castellsano. Beh, nel 1962 i Beatles cantavano I Love Me Do, I Love Me Do. Marilyn Monroe lasciava il pianeta, mentre io scendevo, lei saliva. No, come che sono valendo? Allora, riguardiamo questa casa cantoniera. Mio padre era ferroviere, ma questa è vera, se non mi credete, signore, se non mi credete, mi si secchi quello che tocco. E glielo prendete che chilo. Allora, va il ferroviere a Chilivani, perché io sono di Ploaghe, che è un paese che si trova fra Chilivani, poi c'è Ardara, che è un altro paese, e poi c'è Ploaghe. Quando sono nato nel 62, come vi ho detto prima, quindi avete già capito l'età, perché è giusto dirla, perché con l'età poi si cresce. E quando sono nato io, mio padre metteva, non era in ufficio, cioè metteva proprio le rotaie, le traverse, quelle cose di legno che vedete con quelle, e molta ghiaia, c'erano 40 gradi, pensate a luglio in questo periodo, 40 gradi più la ghiaia che riscaldava, 80 gradi, infatti mio padre è di origine senegalese, se tu lo vedi adesso è niente lubidico. E niente, non ne voleva sapere. Quando sono nato io, mia nonna gli ha fatto, Giovannina, ma a figlio tu non lo vede mai? No, no, che Deo devo travagliare, lei te voi arrivi in sosatto. Avevano già le idee chiare sulla famiglia. Allora mia nonna gli diceva, prendi il bambino, a tipo Gesù Cristo, portalo in Egitto, no? Prendi il bambino, fai la musica, prendi il bambino, Livaghiera, e portalo a Chilivani, a lui del marito tu. Mia madre mi prese fra le braccia, avevo 2 mesi, ancora lo ricordo. E non figlia a voi, no? Mi chiamavano Cucu Miao, squantizzavo la notte, tutto ciò che era notturno era nei miei occhi. E con la mano mia madre mi prese e quando mi ha portato a Chilivani, che è scesa, non aveva mai visto una stazione così gigantesca, Chilivani. Ma mento ancora, me lo racconta quando Babbo stava mettendo le ultime rotaie e mia madre sente nel megafono c'era stata stazione di Chilivani e a Chilivani si cambia, e mi cambiava lì, tutto cagato, cioè 2 mesi. E io lì capivo mia madre, queste donne buone che non capivano il gesto dei mariti. Allora non c'era Facebook, l'amicizia era un'amicizia rara, vera, lasciavano le porte aperte. E allora quando ho dedicato la mia prima canzone a mio padre, un giorno aveva una panda, quelle pande tipo vecchio. A Ploaghe c'è una campagna che si chiama Do Maiore, in italiano vuol dire Do Maggiore. A me piaceva la musica dall'inizio. Ecco, era così, mi ricordo, era una giornata di luna piena, Babbo rientra da campagna e io volevo scrivere una canzone dedicata al mio paese, perché il mio paese in italiano si chiama Ploaghe, però in sardo troppe piaghe. Allora io volevo trasformare queste piaghe in qualcosa di allegro e mi è venuta, sono partito così, perché a me piace l'Africa, no? Piano. In quel momento arriva Babbo con la panda, con la legna e la porta a mano nel caminetto. Stava per fare il fuoco, ancora il pellet non era uscito. Io avevo un pezzo di carta e comincio a scrivere queste parole con amore, così. Come te vado me dimenticare una ida bella che piaghe quando in carrella babita e solo Isa siamo messo sole ai setta ia sa notte Natale
pro approfittare di avvessire, su la mita e su latte e su bicco, abbi incontrato amore. Mentre stavo per scrivere la seconda strofa, vedo mio padre che gli scendeva una lacrima dal viso. Ho detto, ma se mio padre si è emozionato vuol dire che questa canzone ha il suo perché. Beh, in quel mentre esce mia madre dal cucinino e gli fa, Giovanni, ehi, portati là su collirio per lo sacco giù di vita. Lì ho capito che la mia carriera sarebbe stata molto dura.